Carissimi, rieccoci insieme, ben ritornati anche i nostri ospiti, i nostri amici dello SPCGL. Allora, Renato Bressan, ben ritornato, segretario regionale SPCGL del Veneto, e ben ritornato anche Gino Ferraresso, responsabile Dipartimento Welfare dello SPI. Il tema di quest'oggi è di grande interesse e so che è stato sollecitato tante volte da parte vostra, quindi lo affrontiamo, lo riaffronteremo anche alla luce di un'importante manifestazione prossima di cui ci illustreranno i temi fondanti. Parliamo della non autosufficienza. Non autosufficienza cosa vuol dire, cosa implica, quali sono le strutture deputate a dare una mano alle famiglie e alle persone che ne hanno bisogno. Parliamo quindi di case di riposo, di strutture accreditate, insomma di tanti elementi molto importanti e anche dati significativi, con estrema concretezza, come spesso ci sottolineate voi, ma ricordandovi sempre che poi per avere informazioni specifiche ci sono le sedi dello SPCGL che sono presenti su tutto il territorio in modo molto capillare, dove potete andare non solo verificare la propria posizione con la pensionistica, con dati alla mano, ma anche naturalmente chiedere informazioni un po' su tutto. Poi c'è l'Inca, ci sono tanti altri istituti su cui potete essere in qualche modo invogliati a recarvi per avere le informazioni. Detto questo, istruzioni per l'uso, sono un po' preliminari ma importanti. Renato Bressan, la prossima manifestazione, voglio andare subito a bomba alla giornata del 9, no, se non erro. Sì, il 9 di maggio, proprio qui a Padova, al Palageox, terremo questo attivo dei pensionati e delle pensionate, un attivo pubblico, ci saranno centinaia e centinaia di persone che arrivano praticamente da tutto il nord, perché abbiamo articolato queste manifestazioni tra il nord, il centro e il sud e sono in preparazione della grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 1° giugno. Quindi diciamo che questa è una fase di passaggio che però è molto importante, perché lì, come dire, riconfermiamo la piattaforma che SPI, FNP e WILP, agganciata a quella di CGIL, CISL e UIL, abbiamo presentato da tempo al governo come parti sociali. Quindi riconfermiamo i grandi temi nostri che stanno all'ordine del giorno, che sono da una parte per l'appunto il tema della non autosufficienza, per il quale ormai da anni chiediamo che venga costituito un fondo degno di questo nome, poi magari vedremo anche qualche numero per quanto riguarda il Veneto. Intanto io chiedo alla regia se mi può mettere in onda la locandina, dateci retta, 9 maggio 2019, assemblea a Padova, eccolo qua, al Teatro Geox, dalle 9:30, aperta a tutti? È una, diciamo, una manifestazione che si tiene al Palageox, dove, ripeto, sappiamo che arriveranno già parecchi pullman da tutto il nord. Il Palageox tra l'altro tiene centinaia di persone, quindi abbiamo dovuto prendere un posto, come dire, che abbia quella capienza sufficiente, insomma, ecco. Torniamo a noi. Non autosufficienza è uno dei temi fondanti, ovvero che cosa, nello specifico? C'è la non autosufficienza, adesso entriamo, ma nella nostra piattaforma i temi che sono all'ordine del giorno di quella piattaforma sono certamente il tema della non autosufficienza, ma poi abbiamo anche il grande tema della sanità e del finanziamento della sanità nel nostro Paese. Dico solo un dato: tra la legge di bilancio e il documento di economia e finanza sono spariti 1,6 miliardi sul finanziamento della sanità. Adesso lo abbiamo denunciato più volte, ma noi siamo, come dire, in una situazione di sottofinanziamento rispetto a quella che è la domanda generale che proviene proprio dal tema sanitario e sociosanitario per quanto riguarda soprattutto il Veneto. E poi accanto a questo ovviamente abbiamo tutto il tema previdenziale, non dimentichiamo, abbiamo fatto qui recentemente la trasmissione con i nostri colleghi e con, come dire, i nostri esperti del patronato, in cui abbiamo denunciato il taglio pesante che c'è stato sulle perequazioni pensionistiche quest'anno, che non erano assolutamente previste, anzi dovevano esserci, come dire, aumenti graduati rispetto agli accordi precedenti fatti con i governi precedenti, ed invece ci siamo trovati di fronte a una bruttissima sorpresa, e lo sanno bene i pensionati, che ad aprile, come dire, hanno dovuto restituire una parte di quello di cui avevano già maturato il diritto. Detto questo, sulla non autosufficienza,
Beh, c'è il grande tema del Fondo Nazionale che ribadiremo per l'ennesima volta. Cioè che cosa? Spieghiamolo perché non tutti sono sempre aggiornati su tutto. Questo fondo nazionale, cui poi le regioni potrebbero attingere, giusto? Che poi deve essere ripartito ovviamente sulle regioni, e le regioni ovviamente le devono ripartire sulle aziende sanitarie per finanziare quella quota che noi chiamiamo la quota alberghiera, viene chiamato l'impegnativa, insomma, che è una quota importante che abbatte il costo della residenzialità nella struttura residenziale, la casa di riposo, giusto per capirci, perché le quote che si pagano sono quote decisamente impegnative. Noi stiamo parlando di quote al netto dell'impegnativa di 1.500-1.600 euro al mese minimo. Se ci mettiamo anche il fatto che magari molti di questi non hanno l'impegnativa regionale, vuol dire che tu arrivi a pagare 2.500-2.600 euro al mese. E allora con le pensioni che abbiamo visto anche nella trasmissione precedente, che sono pensioni per molta parte dei nostri pensionati estremamente basse, ci puoi mettere una pensione media di 700-800 euro, ci puoi mettere l'accompagnamento con altri 400-500 euro, ma alla fine le famiglie devono sborsare ingenti risorse per poter, come dire, inserire quell'anziano purtroppo non autosufficiente all'interno della casa di riposo. Quindi sta diventando ormai un problema esplosivo, se non lo è già, se non è già esploso. E questo riguarda sia, come dire, la struttura nazionale, ma riguarda anche il Veneto, al quale abbiamo chiesto anche nell'ultima incontro che abbiamo fatto in 5ª commissione, dove siamo andati a discutere per l'ennesima volta le schede ospedaliere e territoriali, ma abbiamo riproposto per l'ennesima volta il tema della riforma, ad esempio delle IPAB, e cioè delle case di riposo pubbliche, di cui poi Gino sicuramente avrà modo di aggiungere ulteriori argomenti, ma abbiamo riproposto il tema della riforma perché ricordiamo che dal 2000, da quando c'è stata la legge 328 del 2000, che sollecitava in qualche misura le regioni a riformare e introdurre una riforma legislativa su questi istituti, in realtà il Veneto ancora, come dire, fa la Cenerentola in Italia, nel senso che è l'unica regione che non ha ancora previsto una legge di riforma delle IPAB. Ecco, le ragioni che ogni volta chiedo, perché tutti si chiedono, ma perché ancora non siamo arrivati a questo? Perché non c'è... Adesso vabbè, è stato trattato il tema sanitario, poi vediamo anche un po' cosa ne pensate di quello che si è fatto finora, poi deve passare in giunta per le decisioni del caso. Ma perché questi ritardi e questa situazione ancora non definita, alla luce di un numero importante di anziani? Alla luce di un numero importante di anziani, perché noi continuiamo a portarci dietro queste tabelle, questi numeri, insomma, perché sono quelli che spiegano la nostra insistenza. Se noi guardiamo nel 1982, ad esempio, in Veneto avevamo 92.310, si dice, grandi anziani, cioè quelli, come dire, che hanno superato gli 80 anni di età, che per la comunità medico-scientifica vengono definiti grandi anziani, perché da lì cominciamo ad avere problemi legati ai decadimenti cognitivi, problemi muscoloscheletrici, cioè cominciamo ad incontrare quelle patologie che ci portano alla cronicità, e quindi abbiamo bisogno non più di un'assistenza domiciliare, abbiamo bisogno di una struttura residenziale extraospedaliera che sia in grado di prendersi in carico, come dire, quell'anziano, quel grande anziano che porta con sé quelle patologie. Non possiamo pensare che le famiglie possano accudire in maniera soddisfacente, come dire, quelle patologie, perché diventa un problema sanitario pesante, e diventa un po' pesante anche per la famiglia stessa. Ma ripeto, i costi sono molto elevati. Ma nell'82 avevamo 92.310 grandi anziani. Oggi siamo arrivati a 336.278. Cioè noi praticamente abbiamo triplicato, più che triplicato, il numero dei grandi anziani, ed è tutto evidente che le politiche che una regione, come un comune, una provincia, uno Stato deve fare, devono essere politiche che si accompagnano a questi numeri. Se le risorse che tu metti a disposizione sono ancora quelle di 20 anni fa, vuol dire che tu sei stato distratto in questi anni, non hai capito qual è stato l'andamento demografico della tua popolazione e dei problemi che
che quella popolazione porta con sé. Ecco, allora i problemi sanitari e sociosanitari sono enormi, in particolare in questa fascia di età, soprattutto per i grandi anziani, e i posti che noi abbiamo a disposizione, ad esempio con le impegnative, sono del tutto insufficienti a coprire una vasta area, come dire, che riguarda per l'appunto questa fascia di età che ha queste patologie che devono essere curate all'interno di queste strutture. Avete mai avuto un modo di confrontarvi con la regione, con qualcuno che possa darvi una risposta a riguardo? Perché questo è un dato di fatto, salvo uno non abbia disponibilità economiche notevoli, non riesce a far fronte a questo. Poi in proiezione futura, cioè quando arriverà il baby boom, i famosi baby boom, no, arriveranno a destinazione, al capolinea, sarà un disastro, veramente un disastro sociale, alla luce poi di una pensione che non sarà più di carattere retributivo ma contributivo, insomma cambiano tanti parametri, per cui ai noi. Che cosa avete avuto degli incontri? Sì, noi abbiamo avuto degli incontri anche recenti, dicevo, l'ultimo in ordine di tempo, come dire, quella che è stata la convocazione in quinta commissione per l'audizione, per la definizione di quelle che sono le schede ospedaliere territoriali che incrociano questo tema. Esatto. E quindi anche lì per l'ennesima volta abbiamo consegnato tutta una documentazione dove per l'appunto all'interno c'è anche il tema, come dire, delle IPAB, delle case di riposo, della non autosufficienza, dei fondi che non sono assolutamente in grado di affrontare la domanda che arriva dal territorio. Ma prima ancora, ad esempio, a marzo avevamo fatto un convegno con la stessa Manuela Lanzarin, cioè l'assessore regionale che ha il referato sociosanitario in regione, e quindi lo avevamo fatto a Venezia, era intervenuta e anche lì abbiamo riproposto per l'ennesima volta lo stesso tema. E ha detto? E quello che ci troviamo di fronte è sempre la stessa risposta. Ovviamente che stiamo lavorando, ovviamente che è all'ordine del giorno, che la materia è in evidenza. C'è una proposta e un disegno di legge che è stato presentato a firma dello stesso governatore Luca Zaia qualche anno fa sul tema, sul quale sollecitiamo che venga, come dire, che finisca quel percorso e quell'iter legislativo con quegli accorgimenti e quelle modifiche che più volte abbiamo chiesto di inserire. Ma siamo ancora fermi al palo. Allora ci chiediamo, anche perché la stessa Lanzarin qualche tempo fa ci aveva detto e garantito che il 2019 sarebbe stato l'anno della riforma, finalmente. Ecco, noi ci auguriamo che per davvero sia l'anno della riforma, anche perché vorrei ricordare che tutto sommato non abbiamo molto tempo di fronte a noi. Abbiamo qualche mese se si vuole, perché l'anno prossimo ci saranno le regionali. Adesso siamo alle amministrative, l'anno prossimo ci saranno le regionali, tolto il cosiddetto semestre bianco, non abbiamo molto tempo di fronte a noi, abbiamo qualche mese, quindi o si fa adesso oppure ci dicano chiaramente che non la vogliono fare, ma si assumono una responsabilità di non poco conto, perché vuol dire scavallare la legislatura e la prossima legislatura non si sa cosa succede. Si erano impegnati, portino a fondo questo impegno. Un attimo solo, leggiamo un messaggio che è arrivato prima, abbiamo messo anche in onda ma non l'abbiamo letto ad alta voce. Carissimi, ma è mai possibile che ancora oggi si parla di autosufficienza dopo quello che paghiamo di tasse? Parliamo e parliamo senza mai ottenere dei risultati reali e concreti, nonostante avvicendamento di tutti i governi. Cioè effettivamente la politica non risolve questi problemi concreti molto molto immediati, e però il cittadino si chiede, con tutte le tasse, anche i pensionati stessi che pagano, è mai possibile che i bisogni primari, che sono appunto sociale e sanitario, perché sono due cose fondamentali, non si riesca a porre risoluzione? È una cosa drammatica per lo Stato sociale, per il nostro Stato, eccetera. Cioè è sconvolgente che poi si vada di legislatura in legislatura, di governo di destra, di sinistra, di centro, si avvicendano, eccetera. Questo non si risolve mai. Sì, questo è un tema, ripeto, che ormai è lì, è maturo da molto tempo, ripeto. Poi io sento ogni tanto dichiarare spesso che abbiamo il miglior sistema sociosanitario, non solo italiano, ma invidiato a livello internazionale, eccetera, e di fronte a una tematica come questa non la si affronta in maniera concreta. Perché, ripeto, è uno dei grandi problemi che abbiamo di fronte, che diventa sempre più grande, dove i livelli di tassazione in questo paese e nella nostra regione, come abbiamo visto qualche tempo fa in una recente trasmissione qui da voi, non è che sono diminuiti. Sono aumentati a livello nazionale e sono aumentati in maniera drastica a livello locale.
si metta mano a questa riforma, cioè noi non sappiamo più come dirlo ormai, tanto è vero che in cantiere abbiamo anche adesso tutta una serie di iniziative che accompagneranno non solo il 9 maggio e il 1° giugno, ma nella seconda e terza settimana saremo in tutti i mercati a volantinare, faremo i presidi sotto la giunta regionale, chiederemo gli incontri con i sindaci, come abbiamo fatto ad esempio anche ieri sera a Cadoneghe con tutti i candidati sindaci, e ne faremo ancora nei prossimi giorni, e questi temi li porremo a tutti quegli attori, compresa la cittadinanza, che hanno a cuore questi temi, che in qualche modo hanno un ruolo per poter intervenire su questo tema. Qualcosa da dire a questo riguardo, Gino Ferraresi? Allora, si parla sempre di tasse e di risorse. Io sono sempre dell'avviso di ricordare che in questo Paese, oltre che mettere al centro il tema dell'invecchiamento, che come abbiamo visto insomma sono numeri importanti che vedranno comunque tutti i governi che avranno un seguito anche nei prossimi anni, dover prendere per mano questo tema, perché l'invecchiamento è un trend ormai insomma, che conosciamo tutti. Questo significa avere delle risorse a disposizione e significa anche di andarle a trovare queste risorse, perché se si pagano le tasse, dopo mi verrebbe sempre da dire chi paga le tasse in questo Paese avrebbe più diritto di, come dire, di battere i pugni e di dire beh, dateci quello che ci spetta, perché purtroppo in questo Paese non tutti pagano le tasse o non le pagano nella maniera dovuta. Ma al di là di questo tengo a precisare che sulla non autosufficienza la costituzione di un fondo per la non autosufficienza è molto molto nuova, la creò ancora anni fa il governo Prodi nel 2008, se non mi sbaglio, 2007 o 2008, istituì questo fondo con 500 milioni di euro nel 2007-2008. Arrivò il successivo governo Berlusconi che lo mantenne questo fondo per 1 o 2 anni, poi ci fu la crisi economica e il fondo fu azzerato, totalmente azzerato. Diciamo che negli ultimi anni, 2015, 16, 17, siamo riusciti, dico siamo perché se ci sono ancora questi 500 milioni a proposito della domanda di prima, molto si deve all'attenzione, alla pressione che ha fatto il sindacato dei pensionati su questo tema. Siamo arrivati... Quindi serve a un certo punto fare pressing, c'è andare poco in da piazza fare. serve. Bisogna, l'invito è... I francesi lo dimostrano. Ecco, bisogna esserci, Ci perché mettono un po' più poi di va a nervo, finire però. che magari chi ha meno diritto e va in piazza conquista di più di chi dovrebbe avere i diritti. Quindi dal 2015-2016 questo fondo è stato ricostituito, siamo ancora ai 500 milioni di euro, che però sono risorse, è un fondo nazionale, sono risorse non sufficienti a dare una risposta adeguata. Anche perché ci sono i disabili dentro, no? C'è la disabilità. Dentro ci sono i disabili, quindi noi abbiamo fatto un calcolo che per dare una decente risposta al tema della non autosufficienza ci vorrebbero intorno ai 3-4 miliardi di euro rispetto alla popolazione. Noi abbiamo 4 milioni di non autosufficienti in Italia, noi ne abbiamo 200.000 solo nel Veneto, questi sono i numeri. Ovviamente parlare di non autosufficienza è un termine generale, perché poi bisognerebbe andare a misurare, a quantificare la gravità della non autosufficienza, perché abbiamo la persona, diciamo, parzialmente non autosufficiente, abbiamo la persona allettata, ovviamente quest'ultima ha più bisogno di cure, di assistenza, di personale, di medicinali, di strutture che la seguano, e quindi costi più elevati, ovviamente. Noi facciamo queste iniziative programmate adesso il 9 maggio a Padova, il 1° giugno a Roma, perché vogliamo mettere al centro questa cosa della non autosufficienza, non solo rivendicando l'aumento del fondo, ma noi diciamo vogliamo anche una legge nazionale sulla non autosufficienza. Perché una legge?
perché una legge ci darebbe un aiuto per identificare quei livelli essenziali di assistenza che ci sono nella sanità. No. Livelli essenziali di assistenza significa che io ho determinate prestazioni che sono individuate, che sono gratuite, sono garantite dal fisco, certo. no? Dalla fiscalità generale. Noi ci stiamo battendo per avere una legge sulla non autosufficienza che individui anche, come dire, sia il finanziamento, quindi non avere questo rischio che ogni anno costante, abbiamo il fondo e non sì, ce l'abbiamo, esatto. da un lato, ma anche che individui in modo preciso cosa significa non autosufficienza e che individui anche la gravità della non autosufficienza e quindi tentare di dare le prestazioni, dei parametri, quindi, esatto, prestazioni adeguate a seconda dei bisogni. Assolutamente. Torniamo su questo, che sono un tema anche abbastanza caldo e un po' spinosetto. Leggo un messaggio, poi andiamo in pubblicità. Sono venuti governi Piddini, Forzini, Stellini, Leghini, hanno avuto tutti un punto in comune, i loro interessi. Voi continuate a chiedere, domandare per favore. Devo credere che a chi fa i propri interessi si possa chiedere per favore. Non ditemi che fate la protesta perché mi metto a ridere. In Francia stanno protestando e dovremmo prendere lezione. Allora, detto questo, vabbè, ci sono modi e modi appunto di protestare, paesi e paesi, i francesi hanno un carattere un po' diverso, situazioni un po' diverse, a parte che poi chi va in piazza non sono pensionati, no, in Francia, quindi c'è un target diverso. Torniamo dopo la pubblicità, quindi state con noi.